Euroregione News. Montasio, il gusto e il profumo del Friuli. Abbiamo scoperto tante peculiarità di questa prelibatezza che siamo soliti portare a tavola in tutte le occasioni, grazie al direttore del consorzio Renato Romanzin. La prerogativa che ha il consorzio di tutela è quella di tutelare e disciplinare in maniera corretta e verificare che il formaggio Montasio venga prodotto secondo determinate regole che si sono dati i produttori, i caseifici produttori. La DOP è un organismo di controllo della Comunità Economica Europea che ha voluto difendere la cultura, le tradizioni e i territori che manifestavano il proprio essere attraverso un prodotto, che può essere il vino, che può essere il formaggio, attraverso gli alimenti. E così veniva sviluppata la cultura delle singole aree geografiche dell'Europa e le ha definite con una territorialità, per cui il Montasio può essere prodotto solamente nell'area specifica del Friuli Venezia Giulia e parte del Veneto orientale. Cioè un formaggio può chiamarsi Montasio e può essere prodotto solamente in un'area geografica ben specifica e ben determinata, che è la regione Friuli Venezia Giulia e parte del Veneto orientale, con le province di Belluno, parte della provincia di Treviso e parte della provincia di Venezia. La DOP è nata nel 1985, la tutela del prodotto era già stata riconosciuta dal Presidente della Repubblica nel 1955 come prodotto tipico, per cui è uno dei prodotti tipici più anziani che abbiamo in Italia. Troviamo il formaggio Montasio nei preziari del 1773 napoleonici, e questi li abbiamo trovati presso la biblioteca guarneriana di San Daniele, dove era messo come prezzo ai consumatori, al pubblico di quel tempo, ai consumatori di quel tempo, che erano le botteghe dei formaggi, al prezzo più alto di tutti quanti. E pertanto, perché? Perché nasceva dagli alpeggi della montagna, cioè il Montasio è un sito geografico, il più bello altipiano che ha la regione Friuli Venezia Giulia, 1620, che ancora oggi in quel sito, durante l'estate, le bovine vanno al pascolo, vanno nella malga, e nei 2 mesi estivi si produce il Montasio. Ogni estate venivano prodotte alcune forme di Montasio, perché le bovine, dopo aver subito il condizionamento nella malga, quindi superato lo stress di cambiamento d'ambiente, solamente dopo 20 giorni che sono andate su nel ristallo hanno il latte idoneo a produrre il formaggio Montasio. Questo formaggio, che rappresenta un'unicità perché è la radice, l'origine da dove è nato il Montasio, che poi si è diffuso in tutta l'area geografica della regione Friuli Venezia Giulia e del Veneto orientale, attraverso la storia delle latterie turnarie, poi diventate caseifici sociali, poi trasformatesi in industrie, anche casearie, e che hanno mantenuto fede alla continuità dell'arte casearia che avevano ereditato, continuato a custodire alcuni aspetti fondamentali che caratterizzano il prodotto, perché è l'unico formaggio a media stagionatura che esista oggi in Italia di latte vaccino. C'è solamente il pecorino, però è fatto con latte ovino, che non ha nulla a che vedere, che potrebbe assimilarsi a lui, ma di latte vaccino è l'unico formaggio a media stagionatura e che si può conservare nel tempo, perché la tradizione casearia, in particolar modo qui in regione Friuli Venezia Giulia, era strutturata per costruire dei prodotti che durassero nel tempo, perché il latte non era tutti i giorni e tutti i mesi dell'anno. Ci potevano essere dei mesi anche dove le bovine andavano in asciutta perché facevano i vitelli, o perché andavano al pascolo, oppure perché venivano trasferite negli alpeggi, e che pertanto in quelle fasi lì producevano pochissimo latte, o anzi non lo producevano assolutamente. Però si dovevano alimentare,
le famiglie degli agricoltori e pertanto avevano bisogno di un prodotto che durasse nel tempo, che non si modificasse. E questo è il Montasio, che è stato definito anche nel tempo il formaggio del buon senso, perché è una via di mezzo. Ma la distribuzione del prodotto è fatta dalle latterie socie e dai caseifici soci. Noi abbiamo circa 62 soci, sono presenti, che producono il Montasio e sono loro stessi che attraverso le loro reti di vendita lo allocano. Noi come consorzio di tutela verifichiamo che quanto loro si sono impegnati a fare lo facciano in maniera rigorosa e corretta, perché è una promessa che è stata fatta al consumatore e il consorzio vigila affinché tutto quanto questo venga effettuato nella maniera corretta. Quindi noi siamo i vigili, i custodi sia della correttezza dei processi che della presentazione del prodotto. Non è detto che grande distrugga il piccolo, assolutamente, o distrugga la cultura di un prodotto. L'importante è riuscire a trovare un corretto equilibrio di convivenza, perché ambedue rappresentano delle grandi forze. Una rappresenta la forza della particolarità, l'altra dà delle garanzie di costanza qualitativa al prodotto che il piccolo produttore difficilmente riesce a dare. Però ambedue riescono a dare delle emozioni. L'importante è che, come in un'orchestra, suonino in maniera corretta e coi tempi dettati dal direttore d'orchestra, altrimenti la sinfonia risulta stonata. C'è ancora entusiasmo e voglia di mantenere inalterata la tradizione e la qualità e le caratteristiche qualitative che esprime i prodotti, che non sono altro che l'espressione dei sapori del suo territorio, attraverso il latte, magari nel liquido sarà attraverso il vino, sarà attraverso il prosecco, attraverso i vini friulani, oppure se andiamo sulle carni di maiale attraverso il San Daniele. Ecco, noi non siamo altro che i custodi di queste tradizioni, ecco, che cerchiamo di svolgere in una maniera più seria e attenta possibile. Per chi è intollerante lo possiamo rassicurare, in particolar modo che per chi è intollerante al lattosio, che grazie alla sua maturazione che va oltre i 60 giorni, perché il prodotto prevede una stagionatura minima di 60 giorni a temperature controllate, diventa privo di lattosio, perché gli enzimi vengono trasformati e per cui anche per gli intolleranti al lattosio è un alimento salutistico. Uno degli aspetti fondamentali che noi curiamo è la tutela della sicurezza alimentare e della salute del consumatore. Ci teniamo molto a questo e su questo il consorzio vigila attentamente. Alla fine non è che si possa mangiare sempre il formaggio tal quale, per cui abbinato alle patate oppure utilizzato anche in cucina è un prodotto che si presta molto, e nella tradizione nostra è stato proprio il frico che proviene dalla Carnia, l'abbiamo esportato anche nella pianura friulana e ancora oggi è un prodotto semplice, facile e piacevole e che dà un alimento diverso, ecco, insomma, formaggio, patate sono buoni, ecco, è un ottimo abbinamento, devo dire. Questi cibi poveri sono diventati anche cibi diversi che ti danno emozioni nuove. I 2 mesi estivi della raccolta del latte del latte prodotto presso la malga, cioè di animali che sono al pascolo e che mangiano solamente i foraggi e le erbe di montagna. Quindi usciranno quelle 200 forme che rappresentano l'eccellenza, e tant'è vero già da alcuni anni viene premiato come uno dei migliori, se non il miglior formaggio di montagna e di alpeggio anche d'Europa. È stato premiato il Montasio, fatto presso la Malga Montasio a 1600 metri, quindi chi ha il piacere di degustarlo anche dopo 3 anni di stagionatura dà ancora delle sensazioni ed esprime degli umori che sono unici, ecco. Cioè una delle caratteristiche del Montasio non diventa mai duro, per una semplice ragione, perché è fatto di latte intero. Intero vuol dire che non è un latte scremato, magro, quindi non diventa mai un grana. È un formaggio molto più armonico, più pieno. I sogni è di riuscire a
ad avere un posizionamento sul mercato che remuneri in maniera corretta la fatica e la passione degli allevatori, dei produttori e di tutta la filiera, che oggi abbiamo difficoltà a raggiungere questo traguardo. Se noi pensiamo che un etto di montaggio, cioè se tu ci pensi, noi guardiamo i prezzi al chilo, però nessuno riesce a mangiare un chilo di montaggio una volta sola, al massimo fa fatica a mangiare 100 grammi una persona o 120 grammi. 100 grammi di montaggio oggi sul mercato, voi andate al supermercato, ve li portate a casa a 80 centesimi, meno di un caffè. Per fare 100 grammi di montaggio ci sono voluti un litro di latte, voglio dire, ecco, un litro di latte. È un litro di latte, guardate quanto è grande, un litro di latte vuol dire molto, è questo. Cioè, pensate, un litro di latte remunerato dove c'è la fatica, il tempo, un prodotto che ha perso, che è calato di quasi l'11% se non il 12% di peso dal momento in cui è stato caseificato. Trovo una remunerazione che dovrebbe essere più corretta, più consona, quando noi pensiamo che qualche grammo di caffè lo paghiamo 1,20 €. Oppure andiamo a prendere magari dei formaggi ultrafiltrati che li paghiamo a 3 € 100 grammi. Cioè, non c'è proporzione, ecco, voglio dire, cioè, non sappiamo dare i valori alle cose, quando abbiamo tenori proteici e tutto che alla fine è un alimento equilibrato, corretto, salutistico, perché è privo di conservanti, fatto solamente con latte, caglio e sale, non c'è nient'altro dentro, pulitissimo sotto questi aspetti, ai giovani che agli anziani, tutti quanti, perché è ricco di calcio, quindi per gli anziani va bene, per le signore anche, ed è molto digeribile. In più è sicuro perché con la sua stagionatura che va oltre i 60 giorni lo rendi sicuro anche da alcuni difetti che possono apparire, che appaiono sempre prima. Aspetti sanitari quali la listeria, un insieme di cose non ci sono più presenti, che oggi spesso e volentieri vedete che creano dei problemi. Una stagionatura tra i 150 e i 180 giorni, il montaggio è mezzato, dove raggiunge il perfetto equilibrio. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione News.